rimedio. Gianni Cerqueti parlava del Verona, Presidente, una bella storia perché come il Cesena e il Novara nelle stagioni precedenti il Verona cerca questo doppio salto dalla Lega Pro fino alla Serie A. Qui è meglio non pronunciarsi perché uno potrebbe anche dire non c'è due senza tre, ma poi rischia gli scongiuri. Quello che conta è il dato della vivacità del torneo sia in testa che in coda. Chiaro che sono obiettivi diametralmente opposti, con stati d'animi diametralmente opposti, ma arriveremo fino in fondo come sempre combattendo per uno o per l'altro obiettivo. Per quanto riguarda il Padova, Vincenzo D'Amico, oggi emergenza in difesa, forse ci si aspettava di più da questa squadra che insomma è un po' in difficoltà nelle ultime giornate, ricordiamo anche le recenti sconfitte. Sai, davanti aveva il Verona, che è una delle squadre che gioca fra i migliori calcio della Serie B, quindi direi che temeva anche la qualità del Verona. E poi come ha detto Gianni Cerqueti, l'errore di Cutolo, il Verona opaco, la continuità di Bentivoglio, su tutte cose che fanno parte della partita è stato bravissimo come al solito.